Papa celebra la Domenica delle Palme in una San Pietro vuota, certezze si sgretolano, Dio ci dice coraggio, riconosciamo i veri eroi. In Italia con le misure di distanza sociale salvate 30.000 vite, diminuiscono i decessi e i malati in terapia intensiva. Il ministro Speranza, l'emergenza non è finita, prossimi mesi difficili, piano in 5 punti per la nuova fase, presto un'app antivirus. 1000 sanzioni in più rispetto a ieri, controlli intensificati, elicotteri e droni per individuare chi non rispetta le regole. In arrivo decreto per la liquidità alle imprese, scudo salva aziende, maggioranza serve salto di qualità europeo, opposizioni no al MES. 1.200.000 i contagi nel mondo, Spagna, il Premier lancia un appello all'Europa, a Londra stasera il discorso della regina. Ne usciremo più forti di prima, il messaggio di Jeff Kinney, papà di Greg, protagonista del diario di una schiappa ai ragazzi italiani, dice anche io sono a casa, è dura per tutti, ma ce la faremo. Buongiorno dal TG1, è una Domenica delle Palme diversa, senza messe aperte al pubblico, la tradizione cede, il passo all'emergenza resta la preghiera. Papa Francesco ha celebrato in una basilica di San Pietro vuota. In questi giorni stiamo vicino a chi soffre, pensiamo non a quello che manca, ma al bene che possiamo fare, ha detto il Pontefice. In Italia il Ministro della Sanità Speranza conferma che l'emergenza non è finita. Grazie alle misure prese sono state salvate 30.000 persone, piano in 5 punti per la fase 2. Rimane comunque l'obbligo di rimanere a casa, oggi controlli rafforzati nel mondo, intanto gli Stati Uniti e la Spagna sono epicentri del contagio. Cominciamo con l'Angelus di Papa Francesco. Marco Clementi.